non sono gli scudetti, non sono solo gli scudetti, ma sono i giorni che mancano alla chiusura del mercato. Volevo salutare il mio amico Ernesto Colella che mi regalò questa maglietta. Signori miei, amiche mie e bellini tutti quanti, è arrivato il momento, è finita la pazienza. È finita la pazienza. Domani parla Conte e c'è una cosa che nessuno sta considerando. Cominciamo. Veramente difficile pensare di non arrivare tra le prime 4. Partiamo da questo presupposto. Michele De Chiara, benvenuto sul canale. Benvenuti, moltissimi nuovi iscritti. Ieri il video di ieri, una cosa pazzesca. E perché? Perché c'è curiosità. Il Napoli, due sono le cose. 3 sono gli scudetti, ma 2 sono le cose. O gli insider non ci stanno capendo niente, non hanno alcuna idea, o non ha alcuna idea il Napoli. Io penso che sono 2 le cose, perché non è possibile passare da un nome all'altro nel giro di 24 ore. No, è fatta per Amuzzu, no. Amuzzu sta andando al Gremio, no. Amuzzu ha detto di no al Gremio, le ha messi in stand by perché adesso aspetta il Napoli. Dopodiché le stesse fonti, Moretto, Romano, passano a Saint-Maximin, il famoso che poi il Napoli aveva già cercato, che poi è andato in Arabia, ma che in questo momento è in prestito al Fenerbahce. Quindi o il Napoli non ha le idee chiare e sta andando a tentoni, o il Napoli ha le idee chiarissime ma sono gli insider che non ci stanno capendo niente. Io spero che sia la seconda. Insomma, che il Napoli abbia le idee ben chiare per quello che riguarda il mercato da fare. Mercato da fare, ripeto, è un mercato da fare. Bisogna farlo. Tutti quelli che vi stanno dicendo non c'è bisogno, il Napoli può andare avanti così, non è possibile, perché vi faccio vedere una cosa, che è l'evidenza dei fatti. Forse messa così si capisce meglio. Signori, va benissimo, non ci succedono cartellini, non succedono raffreddori, rimaniamo con 11 giocatori che possono giocare 11, 12, 13 e andiamo alla grande in pompa magna fino al quarto. Che bello. Gli allenamenti, quello che dice Conte, cioè io devo dare merito a quelli che si stanno allenando con quelli che poi vanno in campo. Gli allenamenti ad oggi non li puoi fare bene. Diamo un secondo, facciamo conto che Juan Jesus resiste, non ha nessun problema fisico, quanti gli anni che tiene, continua alla grande, perché sappiamo che Buongiorno sta recuperando, ma non è detto che verrà convocato o che giochi titolare. Benissimo, quindi questa è la famosa squadra titolare senza Kvara e lo sappiamo. Tini che fa l'arbitro, dopodiché se la vedono con e li ho disposti 3-4-2-1 perché dobbiamo affrontare la Roma e adesso facciamo anche la simulazione per la Roma e poi vi parlo delle ultime notizie di mercato. Signori, li dispongo così, ma come li disponi li disponi. Buongiorno, io spero che stia benissimo e che possa giocare, ma ho i miei dubbi che possa fare la lotta con Lukaku alla grande. Vabbè, Rafa Marin stava con la valigia, è ancora a Napoli, non lo sappiamo perché era con la valigia, visite fattiche con il Villarreal, bloccato, perché se non arriva Comuzzo, bloccato, benissimo. Quindi ho adattato Philip Billing in difesa, perché se giochi con l'altro modulo ti devi preparare per affrontare la Roma. Mazzocchi, Olivera è infortunato. Poi abbiamo Hassa, Gilmour e Philip. Se vuoi fare il 3-4-3 contro il 3-4-3 contro il 4-3-3, comunque li metti così e questi sono. Ti giochi Raspadori dietro la punta alla grande. Questi sono i giocatori. Con chi si deve allenare il Napoli? Fatemi capire. Hello? How long they've been in talks for? So it's definitely happening? Am I okay to announce this? Confirmed and here we go. Fatemi capire con chi si deve allenare il Napoli. Come si allena questa squadra? Fatemi capire con Ecco perché io ho capito il discorso. Non è che l'hai sostituito con Neres. Neres con chi l'hai sostituito? Con Gonghe, va benissimo, ma Gonghe con chi l'hai sostituito? Il Napoli che è arrivato a fare tutti questi punti, 53 punti che avevi fatto in tutta la stagione l'anno scorso e già li hai fatti.
aveva la panchina, aveva la possibilità di pescare dalla panchina, un Neres lo buttava dentro, adesso non puoi pescare niente, capiamoci. Hai sostituito Ngong con Asa, che non giocava nel Lecce, l'hai pagato 500.000 euro. Prospettiva, va benissimo. No, non può essere. Quindi qualcuno deve venire, ma andiamo con calma. Non c'è modo di non lo fa. Qua partiamo dal presupposto. Non ne ho giocata un'altra, quindi questa è e questa sarà. E dobbiamo parlare della Roma. Allora, vediamo se qua loro hanno aggiunto gioielli, benissimo. VAR è andato, tutto a posto. C'è Billing, bel giocatore. C'è Asa, che non ha nemmeno la foto sua, perché non è un giocatore che non esiste. C'è ancora Rafa Marin, per fortuna, Scuffet, Contini, Turi, eccetera. Rachmani, leggermente fuori forma, deve stare in forma per forza. Abbi pazienza, Amir, devi stringere i denti. Non sta benissimo Asa, vabbè, fai. Poi per quanto riguarda la Roma, diciamolo subito, anzi ve lo dico mentre gioco, è un bel trappolone perché bisogna essere onesti, ci è andata bene il quando ci è favorevole, che la Roma ha giocato ieri in Europa, una partita che ho guardato fino a un certo punto perché poi è diventata noiosa, la Roma, partita in generale mediocre, il Francoforte che non riusciva, creava ma era spuntatissimo. La Roma è andata con i titolari, con la sua migliore formazione, onestamente, e devono farlo perché sono così in ritardo in campionato che possono dare un senso alla stagione solo andando molto bene in Europa e molto bene in Coppa Italia. La partita col Napoli cade a metà, la partita europea e la partita di Coppa Italia con il Milan. Signori, è un'occasione unica che non si può... Per una volta, io ve lo devo dire prima, il pareggio non mi sta bene. E aggiungiamo, occhio con bravo Juan Jesus, aggiungiamo che la Roma in casa sta macinando vittorie, punti, sta facendo alla grande. Però io la ritengo una squadra che fino alla fine stagione sarà in qualche modo un po' discontinua, perché quando la stagione si sviluppa in un certo modo è difficile raddrizzarla improvvisamente. Fai un girone di ritorno da scudetto. Quindi è nella normalità delle cose che certe partite le fanno molto bene e altre meno. Poi svilare ce l'ho io su un fantacalcio, quindi il golletto lo deve prendere ma lo possono anche fare. Bravo Juan Jesus. Oh no. Chi era? Male Lobotka. Lobotka il sostituto ce l'ha. El Shaarawy, figurati se El Shaarawy non c'è. Quindi il sostituto di Neres è Spinazzolo? No, perché Spinazzolo deve fare il terzino finché Olivera è infortunato. Lo capite? L'abbiamo capito. Adesso è tutto nelle mani di Mazzocchi, Jolly, che deve entrare una volta in attacco al posto di Politano, una volta può entrare in difesa. Vai Neres! Sì! Mazzocchi una volta entra al posto di Neres, una volta al posto di Politano, una volta entra al posto di Spinazzolo, non entrerà mai al posto di Di Lorenzo, non sia mai Di Lorenzo. E poi Ngong, perché rispetto a certi nomi è normale che io con grandissima onestà vi dico, ma rispetto ad Amuso, ma Ngong tranquillamente tutta la vita. Te ne serve un altro per allenarti bene. Un Fodera, come si chiama quello del Como, che il Como continua a comprare, stanno pieni di giocatori, prenditene uno del Como. Ma veramente si può fare una lista infinita di giocatori che sono validi da mettere all'interno di questa squadra per farli partecipare ad un sogno inaspettato. Vai Luca, bravo Neres, vieni incontro, anche Neres ancora, bravo, non dobbiamo farci distrarre dalle notizie di mercato, concentratissimi per la partita. Vai Anghis. Bravo Politano, Lukaku! Mamma mia, si urla! Fa questo gol. Allora segnatevi, gol di Neres, gol di Lukaku, assist di Politano. Vediamo che cosa acchiappiamo. Dai! Mamma mia, che combinato. Grazie a tutti quelli che mi hanno segnalato che Kvara già era a 85 su Transfermarkt. Io poi anche di proposito, non lo faccio di proposito sempre, però anche di proposito ogni tanto dovrei lasciare delle imprecisioni, così voi partecipate alla discussione e mi dite no guarda qua veramente. Infatti qualcuno ci è cascato quando feci la trappola del muoversi prima del rigore, qualcuno ci è cascato, non ha visto tutto il video, ha detto ma veramente lo so, veramente lo sapete. Male valutazioni di Transfermarkt, lo sapete, lasciano il tempo che trovo, perché a volte sono gonfiate, a volte non sono comprensibili. Maronna mi no, esce una maronna minata vo. Bravo Spina, bella McTominay, fai Neres. Non ti avevo capito nemmeno io che
che sto giocando con... Buttati Spina, buttati! Non fare come Oliveira che rimani schiacciato, buttati! Politano ci stai pensando, eh? Ah no, bravo! Maronna Neres! Stavo pensando al tiro, poi ha sorpreso tu. Arriva Mecchi! Bravo, chissà. Neres, l'accelerazione. McTominay! Ah! Occhio. Bravo Guangese. Ci vogliono un po' di cambi selvaggi. Quelli che entrano tipo Simeone e Mazzocchi. Ah, vabbè. Mamma mia, guarda là, sono tutti distrutti. Allora, Zocchi da mettere là, Spinazzola che avanza, Simeone, e da trasi Billing. Io già avrei a Billing. McTominay è distrutto, deve entrare Billing. Sembra bello grosso. Ha un po' pure Raspadori e Ngong. Billing è uguale. Che anticipo. Shomorudov. Bravo Simeone. Vai Billing. Che fai Billing? Eccolo Billing. Eccolo. Vediamolo. Maronna mia, no. Bravo Juan, mamma mia Meret. Rinnovate a Meret. Il rinnovo ad Anghissà, tutte queste. Maronna mia, aiuto. No. Soprattutto quando c'è il mercato diventa UEA, ma quello del Milan. Bravo Billing, vai. Vai Mazzocchi sulla cartellina del centro cacchio. Bravissimo. Spinazzo. Resistere. Cambi per perdere tempo. Finiti i cambi. Aiuto. Bravo Mazzocchi. Vai Billing, vai. Sei un mostro. Vai Ngong. Maron. Sì! Sapete come va a finire, quindi siete più tranquilli. È il mercato che ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, il Manchester United. Io ieri quando... ho staccato dalla Roma, ho messo sul Manchester nel momento in cui ho girato assist di Garnacho e ho visto un po' di azioni di Garnacho, qualche palla l'ha persa, ma figurati se uno non può perdere un pallone e ci mettiamo a giudicare così. Però quello che ho visto è un ragazzo tenace, un ragazzo veloce, un ragazzo che si prende la responsabilità, l'assist lo fa col piede non suo, è sul pezzo, è giovane, insomma il valore suo ce l'ha. Non lo so se ne vale 70, 50 li vale sicuro, secondo me, per quello che rappresenta in generale e per le sue potenzialità. Ma però 60 Garnacho, 75 Kvara, Comuzzo ne vale 40, non lo so, ma è quello che ti chiede la Fiorentina. Quindi ad oggi io spero tantissimo che il Napoli almeno un colpo lo piazzi, perché vi ho fatto vedere che non abbiamo i difensori per fare gli allenamenti. Se tutto va bene non abbiamo quelli per fare gli allenamenti, quindi io vorrei che il Napoli, non lo vorrei strapagare, ma non posso fare l'amministratore delegato del Napoli, onestamente. Quello che, senza andare nello specifico, calcolatrice alla mano, vi ricordate la storia dei sigari? Il Napoli può spendere, ce li abbiamo noi i soldi, così si faceva affidamento sui soldi di Osimhen che non sono arrivati, ed evidentemente si è apparato quello che si è speso con i soldi di Kvara. Quindi quando mi si viene a dire il Napoli poi offre 65 però loro ne vogliono 66, non lo so se il Napoli era pronto a fare questa cosa qua. Ad oggi, se poi non si insiste nemmeno per Comuzzo perché ti chiedono la luna, vogliamo apparare i buchetti? Ci lamentavamo dell'ipotesi Ndoye, ma Ndoye oggi sarebbe oro colato. Traoré oggi sarebbe oro colato, che tra l'altro sta giocando molto bene in Francia. Voglio dire, quindi qualcosa deve arrivare per forza, ragazzi. Abbiamo 3 giorni, in 3 giorni abbiamo visto che il Napoli riesce a concludere trattative che sembravano arenarsi. Bisogna farlo per forza. Questo era quello che vi dicevo su Saint-Maximin. Guarda caso, si ritorna sempre a nomi che già sapevamo. Galeno in Arabia. Però il discorso che fa Romano non ha tanto senso, che dice che l'Al Ahly è occupata con le pratiche per far firmare Galeno, ma intanto Saint-Maximin è già in prestito al Fenerbahce, quindi dovrebbe
riprendersi. Non lo so se è nemmeno legalmente fattibile, che tu devi dire al Fenerbahce, con cui hai un contratto di un prestito di 1 anno, gli devi dire no, me lo devi riportare subito a casa perché lo devo dare in prestito al Napoli. Ma qualcuno mi diceva, no, quello Mourinho ha cambiato, perché Fenerbahce, Mourinho ha cambiato pure modulo, quindi lo sta utilizzando di meno, è entrato nell'ultima partita giocando anche bene. Questo giocatore che ha delle grandissime potenzialità, non scherziamo. Però ritornerebbe il discorso, vedi? È meglio di Amutsu, nel senso che quando esce il nome di Amutsu il mio primo pensiero è un nome buttato lì così per far indignare un po' la piazza. Chiunque arriva sarà meglio di Amutsu e quindi uno se lo fa piacere anche se non è Garnacho. Io speravo che questa fosse la strategia del Napoli e vediamo se alla fine si concretizza proprio così. Di Marzio pure non ne ha presa una, Per l'estate si punta con Muzzo e la Fiorentina e si doveva puntare adesso e stanno resistendo alla grande. Chiusura attesa dopo il weekend. Dani, niente da fare. Bloccato Dorgu per giugno. Niente da fare. Ma di incontro con il Garnacho e niente da fare. Mentre Danzo va alla Juve. Ma loro sono guaiati, in questo caso non c'è nessun giardino da guardare più verde perché loro stanno inguaiatissimi. Appunto per questo, perché loro stanno inguaiatissimi, che tu devi spingere, è un'annata particolare dove c'hai 1,5 di avversari credibili per uno scudetto. Tu oggi è difficile pensare che il Napoli possa farsi recuperare tutti quei punti dalla Lazio o dalla Juve per il 4º posto e non vorrei che tu dici vabbè, stiamo tranquilli. Non posso fare l'uccello che urla al lupo. L'arpia, come si chiamava? Cassandra, che dice guarda che usciamo dalla Champions, stai attento De Laurentiis, che è capace pure che si esce dalla Champions se qualche cosa va male, la partita storta, un paio di sconfitte ingiuste, l'arbitro arriva all'arbitraggio, perdi contatto con la vetta, qualcuno si deprime e che te ne scendi, la Lazio o la Juve ingarrano 2 o 3 partite consecutive dove si ringalluzziscono e tu te ne scendi. Non lo riesco a dire perché non ci credo neanche io. Non ci credo, e se non ci credo io è capace che non ci crede il Napoli. Si sentono tranquilli del 4º posto e restano così, quando tu avevi un'opportunità incredibile di accorciare i tempi e poi costruire bene con tutto il tempo. Magari anticipi delle cose che potevi fare per giugno, lo fai subito, gli dai più tempo di niente, non si può. Avete offerto 30 milioni per Len, che poi non mi dispiaceva, Len, guardando quello che rispetto a Amuzzo non mi dispiaceva Len sicuramente, però pure 30 milioni lo paghi più di Neres, mi sembra un po' strano. Ma ci sono squadre che a gennaio non vendono. Biraghi in stand by. Queste sono cose che tu puoi fare allo scadere del 3 febbraio della mezzanotte, perché è Giuffredi, quindi lo puoi fare quando vuoi. Però anche l'Inter è interessata, però l'Inter sta lavorando su Zaleschi per la fascia. Comuzzo ha un senso di appartenenza incredibile, non lo sposta niente, nemmeno le voci di mercato. Offerte rifiutate per Gong e chissà che domani Conte non ci dia qualche indizio. Io lo posto questo video, voi lasciate un like finale perché perlomeno la simulazione è andata molto bene, lasciate un like se vi va e magari questo video sblocca qualcosa, no? Che spesso capita, io faccio un video, poi invecchia immediatamente e tutti subito a scrivere è invecchiato subito, mi hanno proprio chiesto, gli serve il video quello là. Tipo Neres, che era proprio ok, basta, lo sfogo. Neres non ha ancora firmato e firmò nel giro di 24 ore. Poi dopo, ma si sapeva, era proprio il paraustiello, il fatto apposta per fare firmare Neres. E speriamo che prima o poi, però ne sto facendo un po' troppi di video in speranza che poi si sblocca e non si sblocca proprio niente. Da New York, Valerio Fruito e tutti, a Mabre. Lasciare di una